Allora, buonasera, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Friulandia. Quest'oggi abbiamo ospite una formazione udinese, gli Amatori San Gottardo, in rappresentanza dei quali c'è Tardivo Alex, che è il presidente. Buonasera Alex. Buonasera. Poi c'è un giocatore che rappresenta un po' l'anima straniera della squadra, che è Benzar Vasile Danut. Buonasera Benzar. Il capitano Christian Mitterer. Salve, E poi c'è il buonasera. mister Angelo Cutini. Buonasera. Buonasera mister. Intanto, Presidente, diciamo che da un paio d'anni è iniziato un nuovo corso, no? Tra gli Amatori San Gottardo. Con quali obiettivi? Sì, dunque, innanzitutto io sono entrato in carica 2 anni fa e diciamo avevo notato che c'era un po' uno spirito, diciamo, vecchio da un certo punto di vista, perché non c'erano più iniziative né forse voglia di rilanciare diciamo, la squadra anche a livello di risultati eccetera, e quindi ho cercato di apportare sulla base del vecchio alcune novità e, ad esempio come anche cambiare il vecchio nome storico della squadra Sì, tra parentesi il vostro nome attuale è più un codice fiscale che un nome. Perché... Sì, esatto, e la cosa più curiosa è appunto il 3 iniziale, che richiama non solo uno dei nostri, diciamo, amici e sostenitori, che è un locale udinese, ma anche il fatto che appunto abbiamo una compagine variegata dal punto di vista delle nazionalità e ne abbiamo 3 e per quello ho scelto di metterlo. Infatti la squadra si chiama 3 Jolie da Raffaele La Stella. La Stella, ecco, Esatto. Giusto per complicare la vita a chi deve leggerlo, perfetto. Sì. Bene, Benzar, innanzitutto da dove vieni? Quali sono le tue origini? Allora, vengo dalla Romania. Sì, Hai mai giocato a calcio in Romania? sì, ho giocato ma mai in una squadra. Eppure dicono che sei uno dei giocatori più forti del San Gottardo, sei addirittura il bomber, quindi vuol dire che qualche caratteristica tecnica valida c'è. Sì, potrebbe essere, però se non ho mai giocato in una squadra vera come adesso, sì. Sì, ti stai un po' adattando un po', diciamo, alle varie situazioni di gioco. Sì, sì, perché sì, sono abbastanza tecnico per adattarmi a qualsiasi tipo di gioco, dove mi mette il mister. Provo a... Quindi il mister ti fa giocare sempre perché se garantisci una certa continuità sotto rete, no? Sì, sì. Invece il capitano Mitterer mi racconterà probabilmente come avete giocato e vinto la partita di lunedì sera col Bacile. 4-2 se non ricordo male il risultato finale. Il risultato finale 4-2, diciamo che siamo partiti, dopo un minuto abbiamo sbagliato un gol con il nostro grande Benda, poi siamo andati sotto stupidamente con un retropassaggio da un difensore al portiere e il portiere invece di rilanciare ha trattenuto la palla e quindi c'è stata fischiata una punizione a 2, siamo andati subito sotto. Abbiamo pareggiato subito, su punizione di nuovo, con un tiro dal limite. Poi siamo riusciti a fare il 2-1. E poi... Ed era uno dei big match, perché Sì, il Bacile era- è una delle squadre, sì. no, che tendenzialmente potrebbe darvi fastidio nella corsa alla promozione. Tra virgolette, voi siete primi in classifica. Sì, per il momento sì, siamo ancora primi, anche se il Farla deve recuperare ancora 2 partite. Quindi avete... Abbiamo ancora, diciamo, per il momento 3 punti di vantaggio. Quali Però- sono le squadre che finora avete incontrato e che vi hanno dato maggiormente fastidio da un punto di vista del gioco, delle caratteristiche? Secondo me una delle partite più dure, oltre a questa, che comunque abbiamo vinto nel finale, c'è stata una partita molto dura secondo me col Colloredo Digas, che abbiamo pareggiato in recupero. E col Farla di Maiano, da loro, secondo me, siamo Da quello che superiori. dicono il Farla, diciamo, ha comunque una squadra molto tecnica, no? Sì, però hanno tanti giovani, però secondo me siamo superiori, perché comunque
fino a che siamo riusciti a giocare eravamo sopra di 2-0, abbiamo preso 2 gol su calci le punzati. prospettive sono buone. Mister, innanzitutto mi pare che la stagione sia iniziata molto bene, no? Da un punto di vista dei risultati, eccetera. Ormai siamo a metà quasi campionato. Qual è l'auspicio per questo rush finale di stagione, che inizierà, ricordiamolo, a febbraio? Io mi auguro che continui su questa falsariga, perché se lo meritano, soprattutto chi si è adoperato come Alex a fare tutto questo lavoro, e se lo meritano anche i ragazzi, perché sono molto collaborativi e riescono a risolversi i problemi anche in campo, che non è da poco. Una squadra che 2 volte eravamo sotto, o anche 3 mi pare, se non mi sbaglio, abbiamo ribaltato il risultato, credo che non sia, molto omogenea, molto di carattere, ma molto omogenea, dove non ha trovato discussioni, e ha capito anche la situazione com'era, e ha trovato la strada giusta per ottenere il risultato, che una volta era di pareggio, nelle altre 2 volte era di vittoria. Bene, stacchiamo un attimo, parliamo di tutela sanitaria, la parola al dottor Poser. La distorsione della caviglia è uno degli infortuni più frequenti per un calciatore. Cosa si può fare immediatamente? E dopo? Appena ci si accorge che un atleta può aver subito la distorsione della caviglia, cosa che capita molto frequentemente durante una partita di calcio, specie sui campi disconnessi o comunque rovinati dal gelo o dalla pioggia, la cosa migliore è ovviamente subito sostituire il calciatore, quindi metterlo a riposo, fare in modo che tenga l'arto sollevato se possibile, dargli del ghiaccio da applicare sulla parte, e se c'è qualcuno di esperto nel farlo, eseguire un bendaggio. Con queste 3 operazioni si inizia subito una terapia precoce della distorsione della caviglia. Nei successivi 2-3 giorni si può continuare in questo modo, quindi di nuovo ghiaccio, di nuovo gamba elevata e riposo. Passato questo tempo, a meno che la cosa non sia stata molto lieve con una ripresa spontanea e immediata dell'attività, è bene rivolgersi a uno specialista, che può essere un medico dello sport oppure un fisiatra oppure un ortopedico, che prescriverà esami eventuali, terapie e tutto quanto quello che serve. Molto spesso c'è la tendenza a non fare riabilitazione e ad arrangiarsi, ma nei casi di distorsione abbastanza grave c'è un grosso vantaggio nell'intraprendere precocemente un percorso riabilitativo, che deve essere affidato alle mani di un medico esperto. Rieccoci in studio. Mister Cutini, qual è la sua filosofia in tema di partecipazione? Mi spiego, fa giocare tutti i giocatori della rosa o predilige far giocare i giocatori, tra virgolette, più forti? No, io in linea di massima cerco di far giocare tutti, se c'è da parte loro la collaborazione sicuramente. I più forti dovrebbero essere di qualità fuori nello spogliatoio, se dopo sono anche in campo e servono anche in campo, gradito, però è importante che siano a livello di spogliatoio. Se il più forte non ha questo atteggiamento, io tante volte nel mio modo di pensare non è il più forte. C'è una frase che magari utilizza nello spogliatoio per caricare dei ragazzi che arrivano già stanchi dal lavoro, devono scendere in campo, c'è qualche slogan che utilizza per motivarli? Adesso così, probabilmente vorrei chiedere a loro se c'è qualcosa che io mi ripeto che ripeto senza rendermi conto. Non mi pare, insomma, che abbia delle frasi. Non mi piace, come posso dire, non mi piace che ci sia confusione e ci sia invece questo cominciare a ricaricare le batterie prima della partita, insomma, tutto lì, non ho frasi particolari almeno. Presidente, voi siete anche, diciamo, d'accordo nell'aiutare la Lega Calcio a ricostruire un po' la rappresentativa targata Lega Calcio Friuli Collinare. So che avete un'iniziativa che volete portare, diciamo, esatto, diciamo, il primo tentativo che abbiamo esperito era l'organizzazione di un torneo che avrebbe dovuto partire già questa settimana, però
Ci sono state molte squadre che hanno tantissimi recuperi e quindi non hanno aderito all'iniziativa. Cercheremo comunque di riproporlo in forma di torneo e nelle ultime 2 settimane di gennaio, oppure a cavallo tra la partecipazione della Coppa Friuli e il campionato. Che forse è un periodo un po' più favorevole anche da un Sì, punto di vista esatto, anche da un punto di climatico. vista del clima, senz'altro. Comunque ci eravamo attrezzati con un tendone, eccetera, eccetera, però non abbiamo avuto fortuna. Speriamo comunque di farlo perché, appunto, secondo me aiutare per anche gli obiettivi che ha la Lega Calcio, nel la riproporre. Lega Calcio, ma soprattutto la rappresentativa, mi è rimasta molto impresso, ad esempio, il fatto di aiutare dei bambini meno fortunati, e mi sembra anche giusto. Beh, diciamo che ha uno scopo più sociale Sì, che esatto. non competitivo. Questo Sì. è... Bene, Benzar, invece giocare a calcio, diciamo, in Italia ti ha aiutato un po' a integrarti, diciamo, nel tessuto sociale qua del friulano? Sicuramente, perché Che voi siete in tanti, no? In squadra che giocate praticamente, che vengono da altre nazioni e che giocano con gli amatori San Gottardo. sì, siamo in 4 rumeni, un albanese, sì. Sì, quindi avete comunque una varietà, insomma. Sì, esatto. E invece Mitterer, l'ultima domanda facciamola al capitano, tu sei uno dei più rappresentativi, diciamo, cos'è che ti ha spinto a giocare negli amatori rispetto ad esempio a giocare in una categoria dilettantistica? Diciamo che comunque degli amici che avevano smesso di giocare, come avevo smesso io ai tempi, causa lavoro, fidanzate, tempo libero, che non c'era mai a causa di tutti questi allenamenti 3-4 a settimana, negli amatori ho trovato comunque lo spazio e conseguire la mia passione, che comunque ancora continuare a giocare, mi dà la possibilità. Bene, ringraziamo gli amatori San Gottardo, ai quali auguriamo anche buone feste, un felice anno nuovo e diamo appuntamento, diciamo così, per il prossimo blocco. Intanto diamo spazio alla pubblicità. Eccoci rientrati in studio, abbiamo cambiato decisamente attività, parleremo di un'associazione che si occupa di soft tire, ci racconterà un po' segreti di questa associazione Marco Gondolo della Tommy Gun SAG ASD per la precisione. Iniziamo intanto a fare un discorso generale, cos'è il soft tire? Il soft tire è una pratica sportiva che replica scenari di combattimento, utilizza delle repliche di armi che funzionano elettricamente e sono di libera vendita. Che tipo di persone si avvicinano, diciamo, alla vostra attività? L'importante è essere maggiorenni, poi non ci sono limiti d'età finché il fisico lo consente e la voglia di partecipare c'è, quindi si può praticamente... Ma da un punto di vista nella vostra esperienza avete gente che ha una media d'età, diciamo? Ma l'età media nella nostra associazione è di circa 35 anni, però abbiamo soci che praticano, anche se non in maniera molto frequente, che hanno età intorno ai 50 anni, quindi, diciamo, ragazzi che comunque si avvicinano dai 18 anni. Ecco. E questa disciplina naturalmente necessita di spazi aperti, probabilmente, sì. Dove vi radunate solitamente per fare questo tipo di combattimento? Noi abbiamo 2 terreni in comune di Monfalcone che sono concessi dal comune, sul Carso monfalconese, e lì pratichiamo l'attività, ecco. Viene svolta sì, nel bosco. Ah, quindi nel bosco, quindi avete un terreno proprio vostro dedicato. Ha un nome questa struttura oppure un... No, sono dei terreni conosciuti localmente come Quota 85 e Moschenizza. E quando andate a fare delle richieste per questo tipo di attività vi fanno problemi? No, la richiesta viene fatta annualmente presso l'ufficio sport e annualmente viene dato, se non ci sono nulla osta, viene data l'autorizzazione a praticare l'attività, contemporaneamente viene avvisata l'autorità di polizia giudiziaria per una questione di ordine pubblico e
in maniera che le autorità siano avvisate, ecco, di quello che succede. C'è una manifestazione di questo tipo in corso. Sì, come per tutte le manifestazioni sportive del resto. Sì, chiaramente. Quali caratteristiche invece deve possedere una persona per poter emergere, comunque partecipare vivamente in questa disciplina? L'aspetto fisico non è fondamentale, l'importante è riuscire a legare all'interno del gruppo, perché solitamente le associazioni nascono da un sodalizio di amici che già si conoscono, ma poi ci sono persone che si avvicinano ed entrano a far parte di questo nuovo mondo. Quindi l'importante è riuscire a far gruppo, a inserirsi nella squadra. Quindi è l'aspetto più importante. L'aspetto più importante. Ma ci sono anche i vostri detrattori, no? Che veramente dicono che il vostro giocare alla guerra, diciamo, non trasmette un esempio edificante. Cosa rispondete a queste affermazioni? Ma la risposta dovrebbe essere articolata. Diciamo che tutti quelli che si avvicinano, questo parlo per la mia associazione, ma so anche di altri, insomma, con cui abbiamo rapporti, si avvicinano perché cercano di ritrovare alcune attività che facevano da bambini. È una forma un po' più evoluta di alcuni giochi che si facevano da bambini e non ha niente a che vedere con, se non per l'aspetto esteriore, ecco, con quello che succede nella realtà. E sottolineiamo che non è pericolosa comunque come non attività, è pericolosa, no? Perché non comporta nessun rischio. Bene, ci fermiamo un attimo, parliamo di fisco con il dottor Latorre. Dottor Latorre, molte associazioni gestiscono anche dei chioschi o comunque hanno un'attività per soddisfare, diciamo, le esigenze post-evento dei propri soci. In sintesi, hanno dei regimi fiscali particolari da osservare? Sì, sostanzialmente qua bisogna scindere l'argomento in due come dire, settori ben distinti e separati. Uno è quello della, come dire, autorizzazione di carattere gestionale sanitaria, quindi io posso gestire un punto di somministrazione di cibi e bevande aperto al pubblico o non aperto al pubblico. Se è aperto al pubblico sono soggetto alle regole generali di questa cosa qui e quindi devo avere un'autorizzazione sanitaria, devo avere una determinata autorizzazione da parte dell'ente preposto, in questo caso il comune, e via dicendo. Se invece io non apro, e questa dovrebbe essere la regola sostanziale, purtroppo spesso disattesa, non apro questo punto di ristoro ai non associati, quindi lo riservo esclusivamente agli miei associati, in questo caso l'obbligo di natura amministrativa di cui parlavo un attimo fa è estremamente ristretto, nel senso che io comunico al comune tramite una SCIA che svolgerò anche questo tipo di attività. Dal punto di vista fiscale, invece, sia nel primo che nel secondo caso, la legge è molto chiara al riguardo, dice che la somministrazione al pubblico, di cibi e bevande, non al pubblico, la somministrazione di cibi e bevande, è comunque un provento di natura commerciale per definizione. E quindi chi avrà optato per la legge 398 del 91 avrà un grosso vantaggio, che sarà quello di non dover installare il registratore di cassa per certificare i corrispettivi incassati. Dovrà versare l'IVA in base ad un'aliquota che attualmente è del 10% e verserà la metà di questa IVA incassata e il corrispettivo al netto IVA andrà a fare cumulo tra i proventi di natura commerciale su cui bisognerà calcolare il 3%, che la legge 398 mi stabilisce per fissare la forfettizzazione del reddito. Su questo 3%, ripeto, al netto dell'IVA, si andranno a versare poi le aliquote IRES e IRAP. Marco, quali sono i principi, diciamo, sportivi che regolano il soft air? Ma è importante l'onestà durante il gioco. Perché non vi sono, a differenza di altre attività sportive come il paintball, dove si utilizzano delle palline macchianti per identificare chi viene colpito, nel soft air questo non accade.
e sta a chi gioca e viene colpito dichiararsi. Quindi è importante l'onestà, fondamentalmente il rispetto verso gli altri componenti della squadra. Che tipo di munizioni utilizzate voi? Ma noi utilizziamo dei pallini da 0,20 grammi, 6 mm di diametro, che sono biodegradabili, sono composti di materiale, di polvere minerale, e nel lungo termine si degradano nell'ambiente. Questi pallini vengono espulsi dal fucile ad una potenza che per la legge italiana è inferiore al joule, e quindi sono innocui, si sente il colpo ma non fanno male. Ecco. Se non, l'importante, ecco, diciamo, la distanza a cui noi giochiamo, a cui spariamo è intorno ai 10-15 metri o superiore, quindi l'importante è rispettare questi limiti. Questi limiti di distanza. E in regione quante associazioni ci sono di Softair? Ma sono almeno una trentina, più o meno regolarmente costituite, ma in regione sono almeno una trentina. Ma c'è anche una sorta di campionato, tra virgolette, tra voi, oppure diciamo ognuno pratica la propria attività, diciamo, nel suo contesto? No, qua in regione quasi tutti organizzano le proprie attività nel loro contesto, vengono organizzati alle volte dei tornei, ma sono per numeri limitati di associazioni. Ci sono degli enti di promozione sportiva a livello nazionale che organizzano tornei più grandi, ma diciamo che la cosa non è... sì, riguarda solo alcuni club, ecco, che aderiscono, anche perché conta molto l'aspetto economico poi per il discorso trasferte. Insomma. Ricordiamo che voi siete affiliati all'Oxen, no? Anche Esatto. come ente di promozione sportiva. Sì. Che garanzie vi dà questo ente, diciamo, per poter svolgere la vostra attività? Ma principalmente l'aspetto assicurativo e il fatto di essere comunque riconosciuti attraverso l'Oxen anche dal CONI. E poi anche supporto logistico per quanto riguarda le assicurazioni, le iscrizioni dei soci, il rapporto anche con la parte burocratica e il rapporto anche con alcune istituzioni. Ma una curiosità così, c'è un arbitro nelle vostre, diciamo, guerriglie o diciamo è tutto, come dicevi prima, lasciato alla lealtà e alla correttezza dei partecipanti? No, nelle sedute domenicali non ci sono arbitri, siamo noi arbitri di noi stessi ed è per questo che conta molto l'onestà. In eventi un po' più grandi la tendenza appunto è quella a non avere l'arbitro come figura istituzionale come succede in altri sport, quindi esterno all'attività, ma di solito chi organizza predispone alcune persone alla funzione arbitrale, ma comunque sempre all'interno dell'attività che viene svolta, all'interno del torneo. Del torneo. Senti, che tipo di attrezzatura necessita per partecipare a questa disciplina e magari se c'è qualcuno che vuole avvicinarsi, magari diciamo anche quali potrebbero essere i costi iniziali per avere questo tipo di primo approccio? Sì, la spesa iniziale varia un po', diciamo che con 200 euro si può iniziare a praticare lo sport, le armi costano, le repliche costano relativamente poco e per l'abbigliamento non è indispensabile avere un uniforme militare dedicato, ecco. È sufficiente avere dell'attrezzatura per andare a fare il trekking, delle scarpe abbastanza robuste e dell'abbigliamento adatto a poter essere usato nel bosco. Perché comunque voi chiaramente lo fate all'aperto, quindi ci vuole un'attrezzatura anche di un certo tipo. Sì, Una curiosità, è mai successo che qualcuno abbia scambiato la vostra attività per un qualcosa di reale, pensando che magari fosse qualcosa di reale? Ultimamente no, diciamo che almeno dalle nostre parti le persone si stanno abituando al fatto di vedere noi che pratichiamo lo sport, sono alcuni anni che lo pratichiamo sempre nelle stesse zone, per cui all'inizio invece alcuni scambiavano veramente per militari ed è per questo che è importante il rapporto con le forze dell'ordine, perché altrimenti c'è il pericolo del reato di
Sì, beh, diciamo che potete di incorrere in procurato qualche allarme, ecco. sanzione Sì. particolare. Perfetto. Bene Marco Gondolo, io ti ringrazio per la tua disponibilità, ti auguro buone feste. Grazie. E a questo punto non ci rimane altro che chiudere la trasmissione e darvi appuntamento alla prossima settimana. Buona serata a tutti.